Un duello infinito, Tose e la Lega tornano a pungersi, tempesta scatenata ad arte da Silvio Berlusconi, maestro, se è il caso, del divide et impera, che sabato al Gazzettino ha aperto la strada a un centrodestra allargato all'ex sindaco di Verona. Credo che Tosi si consideri culturalmente di centrodestra, ha dichiarato Berlusconi. Lui anzi dice di destra. Ne prendo atto e se ci saranno le condizioni collaboreremo utilmente. Tosi non è mai stato organico al centro-sinistra e rappresenta una realtà radicata in Veneto. Serve un centrodestra moderato nei toni e rivoluzionario nei contenuti. I contenuti e la sensibilità che la Lega rappresenta non bastano. La reazione del Carroccio non si è fatta attendere. Prima quella più colorita del segretario del Veneto Gian Antonio Darè, un colpo di calura estiva l'ha definito sarcasticamente. Poi quella più politica sul Gazzettino di oggi del numero 2 del partito, Lorenzo Fontana, che spiega che con un accordo simile perderebbe credibilità tutta la coalizione. Così verremo puniti dagli elettori, ha detto Fontana, perché avere persone abbracciate fino a poco tempo fa a Renzi creerebbe confusione. Non si vince più al centro, si vince con un programma chiaro, identitario. E il diretto interessato è intervenuto oggi pomeriggio con una nota. La politica è fatta per guardare avanti, non indietro, scrive Tosi. Lo sta facendo Berlusconi intelligentemente, anche se qualcuno come Salvini, anziché vincere le elezioni, preferirebbe perderle come Grillo. Per loro è più conveniente restare all'opposizione, anche perché non sono capaci di governare, vivendo di slogan e demagogia. Ma dietro le schermaglie mediatiche tra Berlusconi e la Lega su alleanze, programmi e legge elettorale si cela la guerra intestina e neanche troppo sotterranea tra Salvini e Berlusconi sulla leadership del centrodestra. Salvini vorrebbe una legge elettorale maggioritaria che sigillasse l'alleanza a trazione leghista e primari di coalizione dove sfruttare il suo consenso personale per correre come candidato premier. Berlusconi preferisce il sistema proporzionale che favorirebbe la sua politica dei due forni, un occhio a Salvini e un altro ai moderati come cavallo di Troia per un possibile accordo post voto con Renzi.